Buongiorno Taranto, buongiorno da Enzo Ferrari e da Gisberto Nicoletti che è trincerato nel suo bunker in regia. Buongiorno anche se l'ondata di caldo non ci dà tregua, ma cercheremo di trascorrere nel modo più fresco possibile queste 2 ore in nostra compagnia. E allora, cosa vedremo, ascolteremo oggi, questa mattina? Innanzitutto leggeremo i titoli dei principali quotidiani della regione con qualche notizia dell'ultima ora, sulla quale vi aggiorneremo tra poco. Poi parleremo dell'Arciconfraternita del Carmine e di alcuni aspetti abbastanza particolari, perché ci sono nuovi confratelli che arrivano anche da fuori Taranto e vedremo di chi si tratta. Ci collegheremo poi con Patrick Poggi, presidente di Eurota, perché gli è stato conferito un nuovo incarico nell'ambito di giornate di studi che si terranno a Napoli, e sentiremo anche in questo caso di cosa si tratta. Parleremo della controversa iniziativa del comune dell'ASL di condurre gli anziani a Porte dello Ionio per dare loro un po' di refrigerio, e ne parleremo con il direttore di Porte dello Ionio, Mauro Tatulli, e poi concluderemo la nostra puntata con una sorpresa nell'ambito della nostra rubrica settimanale del venerdì, l'Eco dei Social, in compagnia di Claudio Petrone. Ma prima di procedere con la rassegna stampa, andiamo a sentire cosa ci raccontano le stelle con l'oroscopo di Maia. L'oroscopo di Maia. Buon venerdì a tutte e a tutti da Maia e dalle stelle, che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, raggiungerete traguardi significativi nella vostra carriera, sia in proprio che da dipendenti. Se cercate un impiego, le opportunità arriveranno, a patto di adattare i vostri obiettivi iniziali. Ogni nuova sfida vi avvicinerà alla stabilità. Toro, è ora di valutare se il percorso scelto sia davvero il migliore per consolidare i vostri successi e valorizzare il vostro talento. Evitate l'ostinazione, curate le relazioni e cogliete al volo una novità in arrivo che vi darà una grande carica. Gemelli, sul fronte lavorativo cogliete l'occasione per avanzare idee nuove, mentre in amore può essere utile rivedere alcune posizioni per trovare più armonia con la persona che avete accanto. Cancro, calma e pragmaticità guideranno le vostre azioni, rendendo il lavoro più scorrevole e gratificante. In campo sentimentale potreste riscoprire la bellezza delle cose semplici, mentre prendervi cura di voi diventerà una priorità. Leone, la voglia di comunicare vi porterà a coinvolgere nuovi interlocutori in conversazioni stimolanti. L'amore sarà avvolto da dinamiche mutevoli ma eccitanti, mentre nel lavoro le vostre proposte troveranno ampi consensi. Vergine, vi sentirete particolarmente sintonizzati con le vostre emozioni oggi, riflettendo profondamente sulle vostre relazioni. Approfittate di questi momenti di introspezione e centratura per migliorare il legame con voi e con chi vi sta accanto. Bilancia, le stelle non vi remano contro, a patto che voi gestiate con cautela decisioni e modi di fare, accantonando ogni senso di superiorità nel lavoro. Non lasciatevi tentare da facili guadagni che rischiano di rivelarsi passi falsi. Scorpione, questo sarà un giorno in cui la vostra tenacia si manifesterà al meglio, specialmente nelle iniziative artistiche e lavorative. In amore sfruttate la vostra naturale capacità di leadership per condurre un dialogo aperto e sincero. Sagittario, rimboccatevi le maniche e gestite con prudenza le finanze, messe a dura prova da qualche acquisto di troppo. Con il giusto impegno difenderete la vostra posizione, ma ricordate che il successo richiederà un po' di sacrificio. Capricorno, ritrovate un buon equilibrio dopo giorni confusi. In amore tornano sintonia e voglia di stare insieme. Qualche decisione resta in bilico, prendetevi il tempo che serve. La compagnia giusta potrebbe rasserenarvi. Acquario,
Troverete una serena armonia nella giornata di oggi se bilancerete le vostre esigenze con quelle di chi vi circonda. L'amore vi darà dolci momenti di complicità, mentre nel lavoro l'abilità di mediazione sarà la vostra carta vincente. Pesci, le vostre iniziative professionali stanno finalmente decollando, anche se per i grandi guadagni servirà ancora un po' di pazienza. Attenti solo ai piccoli imprevisti di budget, con una spesa extra o un pagamento che tarda ad arrivare. Oggi vi saluto con le parole di Issa Kobayashi. Ascolta, noi camminiamo sull'inferno, guardando i fiori. Ciao a tutti e a tutti. A domani con l'oroscopo di Maya. E allora la nostra rassegna stampa, ma prima di leggere i titoli dei quotidiani vi leggo una notizia che è giunta poco fa. Alle 11 si terrà una conferenza stampa al comando provinciale dei Carabinieri per illustrare una operazione che ha portato all'arresto di 2 persone condotte in carcere nell'ambito di un'operazione denominata I Giorni del Cielo, condotta l'operazione dai Carabinieri di Taranto sotto il coordinamento della Procura della Repubblica. Disposto anche il sequestro preventivo di un grande complesso zootecnico composto da 3 aziende insieme a somme di denaro per oltre 1 milione di euro. L'indagine è partita, quindi risale a qualche tempo fa, è partita dalla morte di un lavoratore indiano, avvenuta nella notte tra il 25 e il 26 maggio 2024, quindi più di 2 anni fa, dopo la caduta da una pala caricatrice. Gli accertamenti successivi avrebbero fatto emergere un quadro molto più ampio, caratterizzato da presunto sfruttamento della manodopera straniera, gravi carenze in materia di sicurezza e una gestione illecita dei reflui zootecnici. Secondo l'ipotesi accusatoria, alcuni lavoratori sarebbero stati impiegati, pensate un po', per 12 o 13 ore al giorno con retribuzioni inferiori a 3 euro l'ora. Senza adeguati riposi e in condizioni di particolare vulnerabilità. E sul fronte ambientale sarebbe stato realizzato un sistema abusivo per convogliare i liquami in un grande lago artificiale all'interno di un'area sottoposta a vincoli paesaggistici e naturalistici. Come detto, alle 11 conferenza stampa al comando dei Carabinieri per ulteriori dettagli su questa operazione. Vi prenderanno parte il procuratore capo della Repubblica Eugenia Pontassuglia e il comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri, il colonnello Antonio Marinucci. E adesso andiamo a leggere i titoli dei principali quotidiani. Cominciamo dal Corriere del Mezzogiorno, che dedica il titolo dell'apertura alla autonomia, l'affondo di De Caro. Il governatore chiama a raccolta anche il centrodestra contro gli accordi tra governo e regioni del nord. Così, dice De Caro, è secessione sulla sanità, poi l'appello, fermiamo insieme questo disegno. Ma c'è anche una buona notizia, l'analisi di Confindustria e Intesa San Paolo, l'export pugliese vola, in arrivo nuove risorse per lo sviluppo delle ZES, cioè le zone economiche speciali. L'export pugliese fa registrare un più 9,8% nei primi 3 mesi del 2026. Le imprese aumentano e gli occupati tengono, quindi è una buona notizia. È lo scenario che emerge dal check-up Mezzogiorno di Confindustria e SRM, il centro studi di Intesa San Paolo. Pronto un piano per l'ulteriore sviluppo delle ZES che stanno trainando l'economia. Il turismo controverso, un B&B ogni 25 abitanti, è il caso di Monopoli soffocata dall'invasione turistica. Il fenomeno dell'overtourism riguarda ormai diverse città pugliesi e a Monopoli raggiunge punte record. Secondo un dossier del Partito Democratico c'è un bed and breakfast ogni 25 abitanti e questo fenomeno sta provocando la fuga dei residenti. Andiamo a Repubblica, il sito web di Repubblica Bari, che apre con il tentato incendio al resort Costa Ripagnola di Polignano, che da giorni è colpito da atti vandalici. E direi che a questo punto possiamo restituire la linea a Gisberto Nicoletti, poi tra pochissimo la seconda parte della rassegna stampa.
Bene, seconda parte della rassegna stampa, andiamo sulla Gazzetta del Mezzogiorno, la prima pagina di oggi, apertura sulla politica nazionale, in particolare sulla legge elettorale, il nodo preferenze, sì della Camera alla legge elettorale, ora il Senato, la sfida di Salvini, pronti a governare in Puglia. Dobbiamo dire che Salvini ha compiuto un blitz in Puglia in questi giorni, è stato anche nei dintorni di Taranto, dove ha incontrato politici della nostra provincia e non solo politici, anche qualche imprenditore. Il caso autonomia, come abbiamo già letto in precedenza, De Caro, così spaccano l'Italia. La Gazzetta pubblica un'anticipazione della notizia di cronaca che vi abbiamo letto poco fa, morte del bracciante imprenditore in cella, il 38enne indiano stremato dal lavoro nei campi a La Terza. Decolla la ZES da Banca Intesa, altri 60 miliardi. Per Orsini, presidente di Confindustria, è un'occasione per il Sud. E intanto Leonardo, l'azienda che ha lo stabilimento a Grottaglie, rilancia proprio il sito di Grottaglie. E poi la notizia di cronaca nazionale, crollo del Ponte Morandi, 12 anni all'ex capo di Autostrade. Andiamo a leggere l'edicola. La furia di De Caro, siamo alla secessione, quindi anche l'edicola si occupa del sì del Senato alla legge sull'autonomia differenziata. Il Nord potrà gestire la sanità come più gli conviene, un disastro per il Sud. Salvini, ancora Salvini in Puglia, stanziati 7 milioni di euro per i porti e Bari può coordinare le autorità marittime. ZES 2, Banca Intesa annuncia nuovo credito per 60 miliardi. Andiamo velocemente a vedere il quotidiano, nuovo quotidiano di Puglia. Anche il quotidiano apre sull'autonomia, crociata di De Caro, Sud unito per salvare la sanità, dice De Caro, che appunto chiama raccolta sia centrodestra che centrosinistra. La ZES in Puglia, investimenti per 9 miliardi, infrastrutture, i dati di Salvini. E intanto c'è una interessante spalla sulla politica, gli equilibri politici di Taranto città. Borracino, quindi il consigliere regionale Borracino, tenta Bitetti, torni nel PD, è stato dirigente. Il consigliere regionale Mino Borracino ha avanzato la proposta di aprire le porte del Partito Democratico al sindaco di Taranto Piero Bitetti. Non è stata, ha chiarito, un'idea estemporanea, ci pensavo già da qualche mese, ne avevo pure parlato al sindaco e alla mia segretaria provinciale Anna Filippetti. Queste sono le parole di Borracino. Per Bitetti si tratterebbe di un ritorno nel PD di cui è stato dirigente. Magari approfondiremo questa notizia nel corso dei nostri spazi di informazione. E poi i giochi del Mediterraneo, i preparativi e l'arrivo di Mattarella. La nazionale di calcio esordirà a Lecce. Bene, linea a Gisberto Nicoletti e poi entriamo nel vivo della nostra trasmissione. E allora, ieri abbiamo celebrato i festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine e ci sono svolti i soliti attesi rituali all'interno della Confraternita del Carmine e abbiamo alcune novità abbastanza particolari. Ne parliamo, dovrebbe essere collegato con noi, con Davide Abbinante, che è il direttore della banda musicale di Triggiano. Buongiorno direttore. Buongiorno a tutti voi, buongiorno. Buongiorno, allora direttore Abbinante, Davide, possiamo dire che lei è un nuovo confratello dell'Arciconfraternita del Carmine? Sì, ieri mattina ho avuto l'onore di poter essere aggregato alla vostra storica confraternita, una delle confraternite più importanti, si può dire, del panorama confraternale italiano. Quindi sono davvero onorato di poter far parte di questo sodalizio. Ecco, ma come mai da Triggiano a Taranto? Quando è scoccata questa scintilla? È una storia abbastanza lunga. Ho iniziato a conoscere Taranto grazie ai riti della Settimana Santa e grazie a un mio compaesano che era già appassionato 20 anni fa e che mi ha trasmesso questa passione. Poi negli anni, ovviamente, organizzando anch'io i riti della Settimana Santa del mio paese, guardavo Taranto come un faro
L'amicizia poi con Antonello Papalia, il priore, che per me è stata una persona importantissima, sia per la conoscenza, sia perché l'ho sempre guardato come un riferimento importante. Antonello è una persona preparatissima, e io ho sempre ascoltato lui per dei consigli che alla fine ci siamo scambiati anche reciprocamente. In questi anni poi, grazie ad Antonello, ho ampliato le mie amicizie, ci sono tanti altri confratelli al quale mi lega una bella amicizia, come Francesco il segretario, Luigi, Alessandro Carucci e tanti altri, Cesare. E quindi sono davvero felice oggi di poter far parte di questa confraternita. Per me è stato davvero emozionante ieri poter indossare quella mozzetta che ha un peso particolare, quindi è stata una giornata intensa e ricca di emozioni. Ecco, ma cosa la colpisce di più dei suggestivi riti, ad esempio della Settimana Santa tarantina? Il nazzicare dei perdoni credo che sia qualcosa di unico. È impossibile non rimanere affascinati dal loro lento passo. L'abito anche confraternale del nostro, ora parlo di nostro sodalizio, ha davvero un impatto importante. Mi lega anche alla confraternita la devozione che già avevo per la Madonna del Carmine, che quindi ieri si è completata con la mia iscrizione alla confraternita. Ecco, come direttore della banda musicale, le bande musicali hanno un ruolo fondamentale nei riti della Settimana Santa tarantina. Lei ha già partecipato altre volte, immagino, con la banda di Triggiano ai riti di Taranto. Sì, da qualche anno noi partecipiamo il Giovedì Santo al pellegrinaggio dei perdoni. Ecco perché le parlavo di fascino. Vedere arrivare anche dal ponte, quando noi arriviamo con la banda, i perdoni che nazzicano sul ponte col tramonto, è davvero qualcosa di incredibile. Sono stato colpito fin da subito da questa immagine, l'immagine che ha catturato anche la mia curiosità e il mio interesse. Mi sono sempre chiesto cosa muovesse tutti questi ragazzi. Per esempio ieri all'aggregazione la maggior parte dei nuovi confratelli erano ragazzi di 18 anni. Per noi che non viviamo appieno la tarantinità è qualcosa di impensabile. Questo deve rappresentare un orgoglio per la vostra città, perché tanti ragazzi che davvero oggi accompagnano i riti della Chiesa Cattolica è un segnale importante, un segnale positivo che bisogna sempre coltivare e deve essere sempre un punto d'orgoglio della città e della confraternita. Per quanto riguarda la banda, suonare a Taranto è un'emozione particolare. Le chiedo... Sì, prego. Sì, perché? Sì, perché? Perché a Taranto i confratelli conoscono il repertorio. Quando si suona una marcia, qualsiasi marcia, che sia funebre o sinfonica, chi ti sta accanto conosce quello che stai suonando, e questo è bellissimo perché non è scontato dalle altre parti. Quindi sapere di avere un pubblico nel 2026 attento a una tradizione come quella bandistica, che comunque è un po' in difà, fa davvero tanto piacere. Quindi anche sbagliare una nota e sapere che qualcuno l'ha capito oggi è importante. Un'ultima domanda velocemente prima di chiudere il nostro collegamento: la vedremo nazzicare il prossimo anno nella Settimana Santa di Taranto? Questo non lo so, non ci ho ancora pensato, o meglio ci ho pensato, però non si può dire, chissà, vedremo. Manca un anno e avrò la possibilità di E allora il prossimo anno scopriremo se anche lei parteciperà alle nazzicate dei perdoni di Taranto. Grazie Davide Abbinante, direttore della banda musicale di Triggiano e da ieri confratello dell'Arciconfraternita del Carmine. Grazie Davide Abbinante. Adesso restituiamo la linea a Gisberto Nicoletti e poi torneremo con Patrick Poggi, presidente di Eurota. Bene, torniamo in studio e ci colleghiamo con Patrick Poggi, presidente di Eurota. Perché? Perché ha ricevuto un incarico importante, ne parleremo proprio con lui. Buongiorno Patrick.
Buongiorno a tutti. E allora Patrick Poggi, presidente di Eurota. Innanzitutto diciamo cosa è Eurota per chi non lo sapesse. È un ente del terzo che da anni si occupa di sostenibilità e innovazione principalmente. Ecco, in questi giorni Patrick ha ottenuto un incarico importante nell'ambito dei Construction Days. Di cosa si tratta? Sì, Construction Days sono un evento nazionale che si occupano, promosso dal CNRTC, che si occupa nell'ambito delle tecnologie e delle costruzioni, che quindi si occupa di tutta la parte della parte ambientale e della parte della sostenibilità nel mondo edile, per fare una piccola sintesi. Quindi questo è un evento di portata nazionale dove partecipa l'ANCE nazionale, diversi commissari di governi, ministeri, quindi è un evento che racchiude diversi stakeholder in quell'ambito. Ecco, quando si terranno quando si terranno i Construction Days? Si terranno nell'ultima parte di settembre, gli ultimi giorni di settembre, fino al 2 ottobre. A Napoli, giusto? A Napoli, a Bagnoli. A Bagnoli, Bagnoli una località che ha molto da condividere con Taranto, perché è stata la sede di uno stabilimento siderurgico e di vicissitudini molto simili a quelle tarantine, però lì la partita è stata chiusa molti anni fa, con esiti ancora tutti da valutare, perché per tanti anni poi l'area dell'ex Italsider di Bagnoli è stata abbandonata, poi oggetto di interventi di rinascita in qualche modo, ma con anche disavventure giudiziarie, insomma un groviglio di situazioni. Patrick Poggi, Eurota ha organizzato nei mesi scorsi un evento importantissimo a Taranto, il TEF, il Taranto Eco Forum, dove sono convogliate tutta una serie di esperienze proprio sul tema della sostenibilità ambientale, degli investimenti che si possono fare, delle idee progettuali che si possono mettere in campo per una città come Taranto, che ha bisogno di riconfigurarsi dal punto di vista economico produttivo e anche dal punto di vista sociale. Abbiamo assistito e ascoltato tanti interventi interessanti, però c'è poi lo step successivo che ovviamente esclude dalle responsabilità il Taranto Eco Forum, ma chiama in causa le istituzioni locali. Cioè lo step successivo dovrebbe essere quello di riuscire a mettere in pratica i contributi di idee che arrivano da queste iniziative, e qui cominciano i problemi, perché abbiamo poi difficoltà a tradurre in atti concreti tutti i contributi, le proposte che arrivano da questi importantissimi incontri. Cosa si può fare per trasformare le proposte in interventi concreti? Dov'è l'ostacolo? Diciamo che l'ostacolo ci può essere ogni tanto nella burocrazia. Però questo non riguarda gli enti locali, non riguarda le amministrazioni locali, riguarda un po' tutto. Riguarda, secondo me, fondamentalmente un'idea chiara, un piano industriale nazionale chiaro, dove si abbia una visione, una concretezza e si persegua. Questo, in linea generale posso sentire di dire questo. Per quanto riguarda il Taranto Eco Forum, è un evento ormai che ha un'importanza e una rilevanza sicuramente nazionale e internazionale. Il fatto che si svolga a Taranto, lo dice il nome stesso, è una cosa importante, perché, come dicevi Enzo, c'è un confronto tra l'altro molto, molto pragmatico, però a differenza di tanti altri eventi è un evento che quel confronto lo genera proprio da esperienze che sono state fatte e da esperienze che poi, come noi da quest'anno abbiamo già iniziato a far vedere, che quello che è stato prodotto dal Taranto Eco Forum, dai confronti, dalle joint ventures che sono avvenute o dai progetti presentati, poi sono comunque diventati realtà. Quindi questo è un segnale importante per
per il nostro territorio, perché si declina poi effettivamente in posti di lavoro, si declina in aziende che nascono, si declinano in realtà che nascono nella chiave proprio della sostenibilità e dell'altissima innovazione, e noi ne abbiamo viste tante quest'anno nei giorni che anticipavano il Taranto Ecoforum. Ecco, a proposito sempre del Taranto Ecoforum, in quei giorni mi ha colpito un'esperienza portata addirittura dall'Olanda, come trasformare i pali dell'illuminazione pubblica in colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. Ecco, sarebbe un'importante iniziativa da realizzare proprio qui a Taranto, però magari avremo modo di parlarne in un'altra occasione. Intanto dobbiamo dare la linea a Gisberto Nicoletti alla regia. Grazie a Patrick Poggi per questo suo intervento e avremo modo di sentirci ancora. Grazie Enzo, buona giornata e buon lavoro. Grazie Patrick Poggi, e adesso diamo la linea al nostro Gisberto Nicoletti. Beh, non poteva esserci brano più appropriato, Carmela, all'indomani della Madonna del Carmine, quindi del Carmelo, Cammela, grande Gis, una new hit a scarpa di zita, andrebbe da dire. E allora, oggi l'eco dei social con Claudio Petrone, che si è materializzato al mio fianco, raddoppia non più solo mezz'ora, ma addirittura un'ora insieme, un'ora tragica insieme a Claudio Petrone. Sì, ma solo oggi, perché avevo voglia di stare con Enzo, perché poi sarà, possiamo dirlo, che sei in ferie per qualche giorno? Sì, per qualche giorno ho detto concludiamo la mia conduzione, quindi non Buongiorno Taranto, soltanto io vado via per qualche giorno, e ho detto vabbè, carichiamoci Petrone. Enzo, ma sì. Paolo Sorrentino, sì. Che guaio ha fatto questo film La Grazia? La Grazia, un macello. La Grazia, grazie, l'hanno preso la lettera. Stanno chiedendo grazie ancora prima della sentenza definitiva. Si parte con una ipotesi di richiesta di grazia, che è un istituto che quasi mai, ma mi allargo un attimo, non lo faccio mai nella mia vita reale, nella mia vita professionale. La grazia viene concessa, richiesta e concessa praticamente quasi mai, e invece sì. Adesso si sta abusando della grazia, della domanda di grazia. Peraltro il presidente Mattarella ha già messo i paletti, ha detto cauti, andateci piano, buoni, perché la grazia tocca a me. E invece pare che sì, peraltro di solito nasce appunto la richiesta non su impulso politico, nasce per altre ragioni, quindi questa appare forse più che una richiesta di grazia un voler intervenire dal punto di vista legislativo su quello che è la legittima difesa. Però spieghiamo di cosa stiamo parlando. Sì, allora, come ricorderete, parliamo? Ci fu un episodio molto triste, molto forte, in cui ci fu una rapina in una gioielleria, e poi a seguito di questa rapina furono uccisi 2 dei rapinatori, uno fu gravemente ferito, e il gioielliere è stato condannato con sentenza definitiva alla pena di 14 anni. E da quello che si è appreso, su impulso o della parte politica di Fratelli d'Italia o anche della Lega, insomma, pare che sia stata avviata un'istruttoria da parte del ministro Nordio, che è stato convocato da Mattarella, che gli ha detto fermati. Nordio, vieni qua, parliamo un attimo, ragioniamo un attimo, sempre con quel garbo istituzionale che caratterizza il presidente. Però lo ha chiamato, lo ha convocato e gli ha detto calma. A proposito di calma, sì. Ma qui abbiamo Lele Adani che sta bello agitato. Ti prego, ti prego. Ma sui social ci sono dei meme straordinari, ma sta un po' agitato. Ma io non comprendo 2 cose. La prima, perché la RAI abbia, o in genere le telecronache abbiano necessità di essere accompagnate da questi urlatori di professione che francamente non commentano, semplicemente strillano, e Adani è il re dello strillo. È uno strillone. È uno strillone. In secondo luogo, forse Adani
ha dimenticato un dettaglio di non poco conto, cioè lui è pagato dal servizio pubblico, non è pagato dalla Federazione di Calcio Argentina né dal procuratore di Messi. Forse glielo dovrebbero ricordare. Sì, che è pagato dal servizio pubblico, e non tutti gli spettatori della RAI sono tifosi dell'Argentina e vorrebbero una telecronaca più professionale. Io mi porrei una domanda, sì. Ma Messi sa chi è Lele Adani o è una volontà di accreditarsi da parte di Adani nei confronti del giocatore più forte indiscutibilmente del mondo? Attualmente, certo. Però chissà se gli faranno adesso telecronarizzare la finale. Il povero Alberto Rimedio non riusciva a parlare. Ma ricordiamo, l'abbiamo citata anche la settimana scorsa, nel 2006 la posatezza e la garbatezza del buon Beppe Bergomi, che stava con Fabio Caressa, ecco, che si emozionò. Certo, ma a parte che era l'Italia, quindi a parte appunto che era l'Italia e non era l'Argentina. Ma non so, Cisberto ci sta facendo dei segni strani dalla regia. Che significa? Dobbiamo già dare la linea? Sì, dice di sì. La prossima volta vengo alle 6:30. Allora, quindi su Adani ci crolla. Oggi puntata pregna, non lasciateci, rimanete collegati con noi perché abbiamo tanti ospiti e tante cose da dire in modo sereno. E forse una sorpresa. Senza urlare. Gisberto, a te la linea. E allora, Claudio, mandiamo in archivio Lele Adani, speriamo che lo mandi in archivio anche la RAI. Vediamo che succede domenica con la finalissima. Ma tu per chi tifi? Per la Spagna o per l'Argentina? Ma forse sento più vicino alla Spagna rispetto all'Argentina. Non possono pareggiare, no? No, non possono pareggiare. Allora, che succede adesso? Abbiamo un ottimo collegamento perché, come tutti sappiamo, soprattutto al sud, ma non solo, c'è l'emergenza caldo. E quindi sia il comune di Taranto... Che non è più un'emergenza, cioè ormai il caldo d'estate è un dato oggettivo. È un dato oggettivo normale. E quindi bisogna tutelarsi e soprattutto tutelare le fasce più deboli, e sia, dicevo appunto, il comune di Taranto insieme all'ASL di Taranto si sono organizzati per cercare di dare un po' di sollievo, di refrigerio, anche perché è importante, spiegato scientificamente, come l'acquisizione di fresco durante la giornata può aiutare a vivere meglio anche nelle ore più calde. E chi è il nostro ospite? Noi abbiamo Mauro Tatulli, che è il direttore di Porte dello Ionio, che ci racconterà come sta andando questa esperienza con come gli anziani e che impatto ha avuto il Porte dello Ionio e che rappresentativa ha avuto il centro commerciale in questa vicenda. Buongiorno direttore Tatulli. Buongiorno a tutti voi, grazie per questa opportunità che mi state dando stamattina di raccontare questa bellissima esperienza, perché è una bellissima esperienza, perché quando si parla con gli anziani si impara tanto, si conosce tanto, quindi in questi giorni mi sono immerso in questo progetto, quindi con la conoscenza continua di tutti questi anziani che ci vengono a trovare. Ecco, come sta procedendo questa esperienza? Quanti anziani vengono da voi ogni giorno? Poi parleremo anche delle polemiche che ci sono state, però cominciamo a parlare dell'esperienza. Cosa fanno gli anziani lì da voi? Allora, parliamo delle cose belle, perché poi sono le cose che ci interessano di più. Sì. Quello che facciamo, in realtà, partendo dall'origine del progetto, quindi dalla chiacchierata o dalla telefonata fatta con l'ASL e con il Comune di Taranto attraverso il dottor Cardella e l'assessore Lincesso, ci eravamo impegnati, eravamo ripromessi di poter aiutare questi anziani a venire da noi al centro commerciale attraverso degli abbonamenti gratuiti rilasciati dalla Chima agli over 70. L'obiettivo era farli venire al centro commerciale per godere del fresco del centro commerciale. Però, come noi siamo abituati a fare le cose, non ci basta fare non ci è bastato fare in questo modo. Abbiamo attivato tutta la nostra rete di conoscenze per poter in qualche modo intrattenere i nostri anziani all'interno del centro commerciale. Quindi che cosa fanno? Che attività state svolgendo?
per gli anziani? Allora, noi stiamo svolgendo 2 progetti, uno di mattina e uno di pomeriggio, dove ci sono i carabinieri e la Polizia di Stato che viene a parlare delle truffe agli anziani e non solo agli anziani. Poi abbiamo progetti che riguardano associazioni che sono messe a disposizione, come l'associazione Marea, che sta facendo fare le tombole, far fare il cruciverba, far fare giochi da tavolo ai nostri anziani. Eccolo qui, direttore, stiamo mandando adesso Tombola estiva, un pomeriggio di divertimento e compagnia. È stato organizzato. C'erano circa 50 anziani, c'erano ieri sera, che giocavano, e devo dire, oltre lo stare bene insieme, che comunque i nostri anziani ci hanno confermato, devo dire che oltre al clima giusto, McDonald's, il centro commerciale, ha offerto a tutti i presenti nella piazza dove c'erano gli anziani, ha offerto delle bibite, quindi c'è stata la bibita, l'aria condizionata e tanto divertimento e stare insieme e giocare. Premi rilasciati chiaramente nel centro commerciale a tutti gli anziani, tutti sono andati via contenti di aver passato un bel pomeriggio. Soprattutto chi ha vinto la tombola, ovviamente. Ma diciamo, ha vinto la tombola, anche chi non ha vinto comunque ha portato qualcosa. Quindi la risposta, questa risposta con questa sinergia è una risposta positiva fino adesso? Io direi veramente molto positiva, considerato che il tutto è stato organizzato in meno di una settimana. Ecco, direttore, ci sono state le associazioni di categoria dei commercianti che hanno sollevato polemiche, perché dice così si favorisce il centro commerciale e a scapito del commercio di vicinato. È una polemica fondata a suo modo di vedere? Ma io direi di no, nel senso che comunque noi quello che facciamo, e lo facciamo in tutti i progetti, quello che vogliamo avere cura delle persone del nostro territorio, e lo facciamo sempre, lo facciamo con i ragazzi, lo facciamo con le famiglie e lo stiamo facendo con gli anziani in questo momento. L'anziano tendenzialmente spende poco o quasi niente, perché addirittura il fatto che potevano comprare la bottiglietta d'acqua da noi la stiamo dando gratuitamente, non lo stiamo facendo pagare attraverso McDonald's. Quindi l'anziano viene da noi semplicemente per trovare come l'abbiamo chiamato noi, il rifugio d'estate, un ambiente accogliente, climatizzato, sicuro e comodo. Questo è il progetto. Certamente l'idea non nasce per fare shopping, questo è chiaro. Ma no, assolutamente. Noi siamo un centro commerciale. Certo. Noi siamo un centro commerciale che accoglie ogni anno oltre 5 milioni e mezzo di visitatori. Non sono i 200 anziani che verranno a trovarci che potranno spostare la nostra... Siamo d'accordo, direttore, siamo felici che questo evento quotidiano stia andando avanti. Fino a quando durerà? Se lo possiamo... Allora, noi nel primo step abbiamo detto il 30 di luglio, abbiamo fatto un programma fino al 30 di luglio, poi vedremo un attimino cosa potremo fare, perché chiaramente dobbiamo capire, perché ci sono tante associazioni di volontarie che stanno collaborando con noi, quindi bisogna capire le loro disponibilità. Certo, rimane sempre un discorso, il centro commerciale rimane aperto, rimane a disposizione delle persone, anche senza un progetto dietro possono venire e possono stare in una condizione di climatizzazione adatta. Grazie. Il centro commerciale Prego, concluda. Dicevo, chiaramente il centro commerciale si presta a fare questa attività, che sarà secondo noi un test che si ripeterà nel tempo. Ora, quello che dico, ritornando alle polemiche, tutti quanti noi dobbiamo sforzarci di trovare insieme soluzioni che possono rendere la nostra città più vivibile, non solo per gli anziani ma per tutta la cittadinanza. Quindi questo è il nostro impegno, la nostra società ce lo chiede e noi lo facciamo cercando di farlo al massimo. Grazie direttore Datulli. Le porte dello Ionio sono aperte sia per il fresco che per eventualmente fare shopping. Grazie al direttore Mauro Tatulli, e adesso sentiamo cosa ci propone il nostro Gisberto dalla regia. Enzo, ma lo sai che a Taranto ci sono i Giochi del Mediterraneo? No, davvero? Sì, ci sono i Giochi del Mediterraneo e la città si inizia a popolare di turisti e di gente che arriva da fuori e siamo felici. Siamo tutti felici, i lavori sono quasi del tutto ultimati, noi siamo contenti però già prima ne abbiamo parlato. I lavori agli impianti sportivi, perché poi le strade è un altro discorso. Le strade sono deserte e silenziose. Allora, tra le varie cose belle, appunto, c'è anche l'inizio dei Giochi del Mediterraneo, la cerimonia di apertura, ma soprattutto
La pizzica. Che cosa? Perché parliamo di pizzica? Allora, innanzitutto abbiamo un contributo dalla regia. Approfitto quale contributo? Il contributo, un libro, c'è un libro, il libro, ecco, sì. Il contributo, questo contributo, ecco qui, che cos'è? Carlo Petrone. Carlo Petrone. Domani Carlo Petrone, mio padre, compie 85 anni. E noi gli rivolgiamo gli auguri più affettuosi. Uso privato della radio. Perché stiamo parlando di questo libro che mio padre ebbe a scrivere, questa raccolta, questo studio? Io ebbi a recensire. Il morso della taranta. Perché? Che cos'è la taranta? La taranta è un ragno che mozzicava alcune donne. Ci sono delle testimonianze, andatele a vedere, è divertente. Ci sono delle testimonianze anche della provincia di Lecce, di Galatina, con delle donne che venivano tarantolate. Addirittura si dice che questo morso fosse qualcosa di peccaminoso, forse che le donne fossero possedute da eccitazione sessuale. E per liberarsi da questo mozzico della taranta erano costrette a ballare e dimenarsi, e di qui nascerebbe la taranta / la pizzica. La pizzica. Perché sto dicendo questa cosa, Enzo? Perché chiaramente, come dice anche il nome, taranta, ma non deriva solo da sta taranta sbrigugnata. C'è la tarantola svergognata che aveva pizzicato questa donna. Perché stavo dicendo questo? Perché c'è questa, è partito su tutti i social la sigla dei Giochi del Mediterraneo, la canzone ufficiale che è cantata dalla nostra grandissima Mietta, con l'orchestra della Magna Grecia, il buon Piero Romano, l'orchestra giovanile della Magna Grecia, la giovane orchestra della Magna Grecia. Sì, sono tutti ragazzi. E la cosa che ha destato un po' di preoccupazione è stata sempre la solita polemica. Allora questa canzone, I Giochi del Mediterraneo, sono a Taranto, non sono nel Salento. Ma io dico, sì, ma se noi avessimo utilizzato questa onda ormai da anni del Salento e ci fossimo, non dico fatti i salentini noi, ma quantomeno non avessimo rinnegato quello che avviene, non allora, ne avremmo beneficiato. Qualche sera fa nella mia trasmissione Rosso di Sera abbiamo ospitato Francesco Mazzotta, che è musicologo, giornalista, e col quale abbiamo convenuto che nel Salento sono stati molto più bravi di noi a fare della pizzica, della taranta, un marchio di identità che ha, diciamo, la sua espressione massima nella notte della taranta di Melpignano. Ecco, ma quella tradizione in realtà nasce qui. Nasce qui, ma anche addirittura a Foggia si narra che ci fossero delle donne tarantolate. Eugenio Bennato, grande musicista e studioso di musiche e tradizioni popolari, ricordo che dedicò addirittura un brano a Carpino, paese del Foggiano, dove appunto si è sviluppata questa tradizione del ballo della tarantola, della pizzica, questa volta in chiave garganica, diciamo. E quindi, anziché lamentarci, utilizziamo l'onda della notte della taranta, della pizzica, rivendichiamo anche la nostra appartenenza a queste tradizioni. E diciamo che quel libro scritto da Carlo Petrone è illuminante sotto questo aspetto, perché ci spiega e ci dimostra che questa tradizione è tutta nostra, fa parte delle nostre radici, e poi noi ce ne siamo un po' dimenticati. C'è Gisberto che col suo fare dittatoriale ci impone di restituirgli la linea. A te la linea, Gisberto. Tanta Puglia. E questa canzone di dov'è? Di Bari, di Foggia e della Puglia, è nostra. Ma poi davvero non riusciamo a liberarci da questo provincialismo che ci opprime. Diamine, stiamo parlando di Giochi del Mediterraneo, e quale suono più mediterraneo della tarantella, della pizzica? Anche questo pezzo riusciamo a dividerci anche su questo. Esattamente, anche questo pezzo richiama un po' le nostre atmosfere. Gis, abbiamo una foto a proposito di negozi di Via d'Aquino e Via di Palma. E di refrigerio. Allora, anche in Via d'Aquino e Via di Palma avremo un po' di fresco, perché vediamo i tendoni dei Giochi del Mediterraneo che verranno installati a breve, spero, perché prima che finisca il caldo. Fa caldo, e quindi che dovrebbero anche dare questo effetto. Questo è un rendering, dovrebbe dare questo effetto straordinario. E allora, abbiamo parlato prima della canzone di Mietta, possiamo ascoltarne un po'? Un minutino. Sotto sole cora cacand.
è già entrata nella nostra testa. Sul cuore cacante, vita che gira e non si stanca, mani nel vento, occhi nel blu, questa bellezza non passa più. Che parla piano, porta le stelle di mano in mano, mescola i sogni, le voci, l'età. Sì, allora stiamo vedendo anche il video per chi ci vede, e anche trasporta anche il video, peraltro una splendida Mietta in grande forma, vediamo Piero Romano che si dimena. È stato mosso anche lui dalla tarantola. Tarantolato, è Taranto. E allora ci risentiamo fra qualche minuto con una bella sorpresa, sempre a proposito di Taranta e di Giochi del Mediterraneo. Enzo, e quindi allora, sotto sole, Cora Cacand, vita che gira e non si stanca. Mani nel vento, occhi nel blu, questa bellezza non passa più, che è decantata da noi. È bella, ma immaginiamo, ma l'abbiamo appena sentito come è splendida questa canzone se a cantarla è Mietta, la più mediterranea delle nostre cantanti, la più tarantina delle nostre cantanti. Avevamo detto che ci sarebbe stata una sorpresa e la sorpresa è qui con noi. Buongiorno Mietta. Buongiorno Claudio, buongiorno Enzo, come state? Io mi sono appena svegliata, ve lo dico, Ah, ecco. Voi non credo. No, noi siamo svegli da un po'. Daniela, io sono innanzitutto emozionato perché sei un mito della mia esistenza, come per tanti di noi, non solo tarantini. Grazie di questa partecipazione lampo, perché ci siamo sentiti soltanto ieri. A voi. Questo spazio è tutto per te. Raccontaci tutto. Innanzitutto, tu come stai? Allora, io sono molto felice di fare questa apparizione nella vostra trasmissione, e quindi ringrazio tutte le persone che ci stanno ascoltando. Ma in particolare in questo momento effettivamente ho la fortuna di aver fatto una cosa comunque molto bella, a parte per la mia città che io amo, è sempre al primo posto della mia vita, e devo dire che credo che alcuni di quelle persone che ascoltano e vivono la mia musica tendenzialmente sanno quanto io tenga alla mia città. E poi sicuramente questo evento, che sarà meraviglioso, che è stato veramente organizzato secondo me nel miglior dei modi, ovviamente mi è sembrato doveroso, quando mi sono stata invitata da Massimo Ferrarese, di parteciparvi, perché credo che questo sia veramente un evento importante che porta un po' di leggerezza, di allegria, di forza alla nostra città. Ecco, com'è nata questa collaborazione, quindi l'idea di interpretare il brano che accompagnerà i Giochi del Mediterraneo? Allora, com'è nata? È nata appunto da un'idea di Massimo Ferrarese, e mi ha chiamato un mesetto fa, all'incirca, nemmeno, forse anche meno di un mese fa. Mi ha detto: ma tu hai voglia di fare un regalo alla tua città? Ovviamente sì. Io avevo già fatto il 21 settembre, mi pare che fosse quella la data, la presentazione, c'ero io, Malika Yan, alla Rotonda al mare, abbiamo cantato io, l'orchestra giovanile della Magna Grecia, sì. E quindi là già c'era stato un approccio appunto nei confronti dei Giochi del Mediterraneo. Ovviamente io felice di questa cosa, poi nel tempo ci siamo ritrovati e mi è stata chiesta questa cosa interessante. L'ho trovata interessante più che altro perché ho trovato interessante anche la canzone che era stata proposta, anche perché, voglio dire, è una cosa talmente bella e talmente importante che andava fatta anche in un certo modo. Ecco, in questi giorni avrai certamente avuto modo di leggere, di ascoltare. C'è stata questa polemica, ma non rappresenta Taranto perché la pizzica è salentina. Ovviamente poi chi conosce, chi approfondisce queste cose sa benissimo che questa è un'emerita sciocchezza, perché quei ritmi sono propri della nostra terra. La parola Taranta, tarantella ha più di un'assonanza con Taranto, no? Però
cerchiamo di vivere queste situazioni con più leggerezza, con il sorriso sulle labbra. Io personalmente, perché trasformare tutto in polemica è angosciante. No, assolutamente. Io sono la prima nella mia vita, evito le polemiche dappertutto, ma al di là di questo, a parte che non ho ascoltato nulla, tendo a non guardare le cose negative, perché io credo che la vita è già difficile di per sé. Taranto ha avuto già dei grossi problemi di per sé, io credo che questa cosa debba solo rallegrare. Io l'unica cosa che posso dire da musicista, quindi da artista, da cantante, vi posso assicurare che quello che sentite si chiama musica balcanica tarantella, e c'è anche un pizzico di pizzica, perché il Mediterraneo non è soltanto nostro, è di tutti, quindi il Mediterraneo fa parte di tutti, quindi sfatiamo questa bellissima storia che si è accavallata in questi giorni. La cosa più bella che possa esserci è che c'è un brano che possa essere cantato da tutti significa Mediterraneo, quindi ci sono 26 paesi che ci saranno a gareggiare in questa città magnifica, che credo che possa sposare alla grande questo evento, perché è una città che ti possa veramente permettere di vedere il mare, la cultura, la buona cucina. È una città splendida. Dobbiamo sempre avere tanto coraggio e tanta forza di riuscire a dare a questa città sempre tanto amore, perché più amore dai e più ne ricevi. Daniela, le tue parole sono splendide, e quello che volevo chiederti, se riusciamo a spoilerare, ma sarai presente alla cerimonia di inaugurazione? Io non dico nulla. Va bene, io ci ho provato. Io non dico nulla. Però sarà una bella inaugurazione, diciamo. Sarà una bella inaugurazione. Molto mediterranea e molto tarantina. Molto tarantina. Sì. Allora, bisogna avere tanta voglia di essere sempre presenti, e se lo facciamo con intelligenza le cose avvengono sempre alla grande. È stato bellissimo vedere questo video con te che balli. Adesso noi lo stiamo vedendo anche mentre parliamo con te. Tra l'altro non è un video, ecco un'altra cosa che va detta, non è un video, è un backstage. È un backstage, hai ragione. È un backstage. Abbiamo scritto alla grande perché avevamo proprio paura che si potesse appunto pensare che fosse un videoclip, invece no, è un backstage di tutto il lavoro che abbiamo fatto in quei giorni, quando io e Piero Romano, che ringrazio, il direttore dell'orchestra giovanile della Magna Grecia, abbiamo collaborato insieme. Ti ripeto, l'avevamo già fatto, ma in questa occasione Piero ha fatto un gran lavoro, e devo dire anche la canzone è scritta, avevamo già detto abbastanza sul brano, abbiamo fatto una conferenza stampa dove ci siamo permessi veramente di raccontare la bellezza di un brano scritto da Roberto Molinelli. Cioè, lui è un artista pazzesco, ragazzi, ha fatto l'orchestrazione della sinfonica anche di Con te partirò, diciamo, non è proprio non è l'ultimo arrivato, diciamo. No, direi proprio di no. Dicevo, nel backstage si percepisce, oltre che la serietà dei musicisti e anche tua che canti, si percepisce l'emozione, il trasporto di tutti, ed è davvero un backstage. Adesso stiamo vedendo mentre balli sul Mar Piccolo, secondo seno del Mar Piccolo, che è il mio luogo del cuore. Anche a me piace molto quel posto. Siamo andati proprio all'ultimo momento, eravamo lì con la coreografa Giovanna Lupo, che ringrazio, con le ballerine, abbiamo detto con il regista, abbiamo detto dai andiamo da fare altre 2 immagini fuori così all'esterno, e devo dire che erano tipo le 7:45, stava per calare il sole ed è stato molto bello. E cosa c'è di più tarantino del secondo seno del Mar Piccolo, davvero? Infatti. E poi voglio dire, io rappresento Taranto, non è che voglio dire, cioè qualsiasi cosa io possa cantare, comunque rappresento Taranto. Sono tarantina, e poi devo essere sincera, mio padre è leccese, quindi voglio dire, ci siamo c'è tutta la nostra terra, tutta la Puglia. Per avere me, se ti dico per avere me, che mi dici? Beh, Per avere me è un disco a cui io tengo particolarmente, perché è qualcosa che ho scritto io, è una canzone molto bella, è un album, è un vinile che io ho rappresentato da gennaio. Ho cominciato a tirar fuori dei brani all'interno di questo disco. È un disco che mi appartiene molto, è un vinile limited edition, infatti sono molto contenta che sia andato molto bene,
E noi siamo contenti di poter ascoltare te, non solo con la sigla dei Giochi del Mediterraneo, ma anche con la tua splendida voce e con le tue bellissime canzoni. Grazie. Ti vogliamo tanto bene. Grazie Daniela, grazie Enzo, grazie Claudio, e vi auguro anche voi di andare, anche perché vi ascolto, state andando sempre più bene. Grazie Daniela, grazie per aver interpretato splendidamente la nostra mediterraneità. Grazie Daniela. Ancora, grazie. Un abbraccio a tutti e due e abbraccio anche le persone che ci stanno ascoltando. Grazie Mietta. Buona giornata. E allora, buona giornata a Daniela e Claudio. Sono le 9 e dobbiamo restituire la linea a Gisberto Nicoletti, ma prima di salutarci voglio ricordare che da lunedì va in onda la versione estiva di Buongiorno Taranto, dalle 8, non più dalle 7. Ok. Quindi ci prendiamo un'ora di riposo in più, un'ora di dormita in più. Quindi versione estiva, finalmente posso venire con la canotta. Puoi venire con la canotta, quelle vintage bianche a coste, sai? No, ma poi io, avendo a differenza di molti il fisico, posso mettermi anche quella aderente a costine. E io sono felice di questa oretta insieme, passata insieme, sono felice di quello che abbiamo detto, di quello che abbiamo fatto, e quindi direi a Gisberto che possiamo proseguire fino alle 9:10, è vero? Sto scherzando, Gisberto. No, Gisberto, è andato in crisi. No, tra le altre cose dobbiamo andare a fare colazione con i cornetti caldi che il buon Claudio ogni venerdì porta puntualmente con il suo vassoio. Niente, Gisberto dice chiudete. Buona giornata a tutti. Ragazzi, è estate, sorridiamo, stiamo bene, divertiamoci e tante belle cose.